Finisce 0-0 la partita di calcio Libertas Racalmuto e Balestrate che si è svolta domenica scorsa per il campionato di promozione che interessa la nostra provincia. La partita ha rispecchiato un andamento in linea con il risultato di parità. Per il Balestrate, squadra neopromossa, si è visto che è ancora in rodaggio, così come la squadra della Libertas Racalmuto, allenata da Alessandro De Caro, non ha raggiunto ancora la piena forma. Complice anche il clima caldo e un sole cocente, cosa che sicuramente non ha agevolato i giocatori, che ne hanno subito risentito nel gioco. La partita non ha avuto episodi di rilievo, se non qualche accenno di reazione nel secondo tempo. Per la Libertas, da parte di Cosma, il portiere salva e il sempre bravo a respingere la palla in un angolo. Soddisfatto Alessandro De Caro, allenatore del Racalmuto, per il risultato il pareggio è stato giusto, dovremmo affrontare un campionato con molta determinazione e compattezza. Per il Camarat di Renato Maggio il risultato è rotondo, con un 3-1 alla meglio sulla squadra allenata da Salvatore Maniscalco, l'Albatros di Lercara Friddi. Le 3 reti sono state segnate per il Camarat al nono Danuccio, al 39esimo da Daniele Licastri per l'Albatros che pareggia momentaneamente, mentre al 75esimo da Massimo Castri e all'87esimo Verrete Gargagliano, portando così il Camarat vincitori con 2 reti di scarto. La Gattopardo di Palma di Montechiaro esce sconfitta nell'incontro con la squadra sull'oratorio San Giro e Giorgio, incassando 2 reti. L'allenatore Pietro Allotto non riesce a dare la svolta alla partita. Da un lato, il bravo Giuseppe Pagano, allenatore e gli avversari, convincono di più. L'episodio chiave è stata l'espulsione del giocatore palmese Mulea al 35esimo del primo tempo e cartellino rosso da parte dell'arbitro Alessandro Angelo di Marsala. Da allora la squadra del Gattopardo non riesce a trovare la quadratura in campo per una partita che fino ad allora era stata regolare. Mentre per l'Olimpica Acrecas è stato dato un punto di penalità per non essersi presentati all'incontro con i Cassetermini. La squadra ancora in fase di formazione non è pronta, anche se già un passo avanti è stato fatto con la designazione del tecnico nella persona di Giovanni Falsone, che ha dichiarato: come per me è un onore allenare un club così prestigioso, sono certo che ci divertiremo. Falsone ha un lungo curriculum molto prestigioso, ha allenato la squadra dell'Enna Calcio vincendo 2 campionati, il Gattopardo ha vinto un campionato e una finale persa in eccellenza per andare in D con il Trapani, ha allenato anche il Favare l'Aragona, con il Raffadare ha vinto un torneo, con i Canicattì Calcio ha vinto un campionato e 2 finali di playoff, con il Campobello di Licata 2 campionati vinti